Possiamo chiamarle finaliste dei 200 farfalla, appunto ragazze. In corsia 1 parte Sofia Longhin, Sporting Club Noale. Corsia numero 2 Arianna Pasquale, Città Sport Vicenza. Corsia 3 Giorgia Zetti, SC Nuoto. In corsia 4 Erzeus Lab Montebelluna, Federica Groppo. Corsia numero 5 Marianna Trevisan, Hydros. Corsia 6 Valentina Tellan, Gymnasium Pordenone. Corsia numero 7 Asia Cetin, Adria Monfalcone. Corsia numero 8 Alice Bagna, Nottole Nuoto 7-4. Partita questa finale ragazze, record dell'anno scorso di Angelica Cappelletto, 2:17 e 02. Miglior tempo questa mattina in corsia 4, Federica Groppo, 2:29 e 28. Federica Groppo 31 e 97, corsia 4 su Marianna Trevisan 32 e 64, Giorgia Zetti 33 e 45 ad occupare la terza posizione. Più di una lunghezza al vantaggio sull'avversaria più vicina, costruita da Federica Groppo in queste prime 4 vasche, 1:8 e 94 al passaggio, 36 e 97 i suoi secondi 50, Marianna Trevisan 38 e 75, Giorgia Zetti 38 e 15. Pressoché invariato il distacco tra Federica Groppo e il resto della vasca, terzi 50 per lei, 39 e 20 con Giorgia Zetti che guadagna 21 centesimi, nuota 38 e 99, quindi si è portata in seconda posizione per l'SC Nuoto in terza corsia, bagarre per la posizione numero 3 tra la Trevisana la 5 e la Tellan in corsia 6. Siamo quindi ormai alle battute conclusive per quanto riguarda questa finale. La vittoria quindi al Zeus Lab Montebelluna e a Federica Groppo, 2:28 e 10 il suo responso cronometrico, Giorgia Zetti 2:30 e 16 e quindi Valentina Tellan la spunta per la terza posizione con 2:31 e 66.